Questa trasmissione è offerta da Fabbro Serramenti. A tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Omicron, la variante di Natale, è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata, durante la quale faremo un po' il punto sull'evoluzione della pandemia nella nostra regione, partendo proprio dalla nuova variante. L'occasione è stata offerta dalla visita del vicepresidente della regione questa mattina al Dipartimento, al laboratorio di medicina dell'ospedale di Udine, dove si svolge costantemente, quotidianamente, il lavoro di sequenziamento del genoma del virus. Un'attività importantissima, come andremo a scoprire nel corso di questa puntata. Al momento in Friuli Venezia Giulia restano 2 i casi di variante Omicron riscontrati, ma quotidianamente appunto si lavora, si vanno a sequenziare tutti i tamponi risultati positivi proprio per tenere sotto controllo la situazione, un'attività fondamentale proprio per poter intervenire anche sui contatti delle persone risultate positive. I numeri che cosa ci dicono? Oggi 937 nuovi contagi, 12 sono le vittime, numeri molto alti a livello nazionale perché abbiamo superato quota 30.000 nuove infezioni. Questo non accadeva da 13 mesi nella nostra regione, quindi il virus ha ripreso a galoppare. Della situazione Covid ha parlato oggi anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua conferenza stampa di fine anno, in occasione della quale ha rivolto un appello a tutti i cittadini a vaccinarsi. Il vaccino, insomma, è considerato l'arma da sfoderare per fronteggiare questa situazione. Peraltro ha parlato anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale oggi ha detto: secondo le nostre previsioni la Regione non cambierà di colore, non andremo in arancione, però ha subito precisato, visto che questo virus riserva spesso sorprese negative, è bene usare la massima cautela. Il nostro viaggio parte proprio dalla variante Omicron, con una riflessione che riguarda anche gli effetti del Covid sulla salute delle persone. Molto spesso la nostra attenzione si concentra su ciò che accade ad infezione in corso, quando si contrae il Covid. Gli esperti, i medici che sentiremo nel corso di questa puntata ci invitano però a riflettere su quelli che possono essere gli effetti a lungo termine del Covid, invitando insomma ad una riflessione anche le persone che non si sono ancora vaccinate, o insomma quelle che devono ancora vedersi somministrata la terza dose. Partiamo dunque dal punto della situazione per quanto riguarda la variante Omicron in Friuli Venezia Giulia. È chiaro che noi dobbiamo tenere sotto controllo le mutazioni, delle quali peraltro ancora non si conoscono le conseguenze in termini puntuali. Però lo sforzo è quello di lavorare sul sequenziamento. La ragione per cui anche oggi siamo qui è proprio per venire a riconoscere il lavoro importante che viene fatto in questi laboratori, dove è il cuore nel definire se esiste una possibilità di mutazione o meno e costruire la catena di trasmissione per cercare di tenerla sotto osservazione e sotto controllo, al di là di quella che l'evidenza scientifica ancora in questo momento non è in grado di dirci puntualmente gli effetti che questa produce. Abbiamo 2 casi di variante Omicron, siamo in attesa di capire quale sarà l'evoluzione anche nel nostro territorio. Abbiamo avuto la possibilità oggi di vedere come si lavora intensamente, quotidianamente anche al sequenziamento. Ecco, dalla sua prospettiva a che punto siamo? Qual è
l'evoluzione e cosa vivete quotidianamente in reparto. Sì, noi sappiamo che l'Omicron si è diffusa in altri paesi. Non sappiamo chiaramente se è più virulenta o meno delle altre varianti, perché in Sudafrica hanno vaccinato solo il 10% della popolazione, quindi non è un paese che è simile al nostro. E anche l'Inghilterra aveva vaccinato con una sola dose, se vi ricordate. Quindi adesso vediamo, le varianti ci hanno insegnato che quando entrano in un territorio hanno una diffusione rapidissima. Proprio da poco, grazie anche ai sequenziamenti effettuati qui ad Udine, abbiamo pubblicato insieme al laboratorio 2 lavori, uno sulla variante inglese e uno sulle altre varianti. Quindi è importante sequenziare e verificare quello che sta succedendo. È molto probabile che anche la Omicron entrerà in Italia e soppianterà le altre varianti. Vediamo se è più virulenta oppure no. La situazione è una situazione di preoccupazione, bisogna, oltre che la vaccinazione, continuare a mantenere il distanziamento e le mascherine. Quello che ho mostrato prima in realtà era il grafico della diffusione della variante UK, la prima che è arrivata e che ci ha cominciato a preoccupare, che nel giro di un mese e mezzo è diventata l'unica presente sul territorio della nostra provincia, e più o meno questo è quello che si è osservato anche in altri territori. La variante Delta ha fatto esattamente la stessa cosa qualche mese più tardi, e adesso la variante Omicron farà più o meno la stessa cosa. Chiaro che in questo momento bisogna tenere molto alta l'attenzione, perché va tracciato, soprattutto in questa prima fase in cui cominciano a comparire i primi casi della Omicron, i contatti per poterli contenere, per rallentare un po' l'evoluzione della diffusione della malattia, e questo ci può dare il tempo, come ha dichiarato stamattina anche il vicepresidente, di mettere a punto la strategia vaccinale. Quindi identifichiamo i soggetti, cerchiamo di isolarli cercando di rallentare la diffusione, e nel frattempo vacciniamo con la terza dose la maggiore quantità possibile di persone, in modo che quando poi la variante diventasse effettivamente quella predominante, la popolazione è protetta. Quindi diciamo, nel momento in cui dovesse esserci un numero cospicuo di casi di variante Omicron, è verosimile che nell'arco di un mese questa diventi quella prevalente? È molto verosimile. Senta, torniamo un attimo, facciamo un attimo un passo indietro a quando la vicenda della pandemia è cominciata. All'inizio, prima ancora che arrivasse in Italia, era diffusa l'opinione che questa fosse un'influenza, come ce n'erano state altre, come ce ne sarebbero state. Oggi, insomma, abbiamo capito che le cose non stavano esattamente così. Beh, io ricordo che l'influenza nel 1918 ha fatto esattamente la stessa cosa. Quando è comparso un nuovo ceppo di virus influenzale, l'H1N1, e ha fatto il salto di specie, abbiamo avuto 70 milioni di morti su una popolazione di 2 miliardi di abitanti. Quindi io toglierei l'aggettivo semplice dalla frase influenza, perché l'influenza non è una malattia semplice. L'influenza è diventata una semplice influenza proprio perché per fortuna abbiamo i vaccini e riusciamo a proteggere in particolare la popolazione più fragile. Ecco, però ci tengo a sottolineare un aspetto: qui il tema, oltre alla protezione della popolazione fragile, c'è un tema di contenimento della diffusione della malattia in genere, e quindi una necessità di estendere la vaccinazione della popolazione fragile al resto della popolazione. E c'è un tema importante che noi non possiamo trascurare in questo momento, che è la preoccupazione per le conseguenze a medio-lungo termine di una malattia virale. Ci sono molte malattie virali che danno conseguenze importanti a medio-lungo termine. Il morbillo dà l'encefalite postmorbillosa, l'influenza può dare conseguenze sia al sistema nervoso centrale che ad altri organi, e questo è un virus che ha un buon neurotropismo, tant'è vero che sappiamo che in molti soggetti la sintomatologia è la perdita dell'olfatto e del gusto, per cui abbiamo il dovere di proteggere anche i più giovani, perché tra l'altro sono quelli che hanno più tempo davanti per sviluppare complicanze a medio-lungo termine. Quindi il tema della protezione col vaccino è un tema molto ampio che riguarda non solo la protezione individuale, ma che riguarda anche la protezione generale, e non riguarda solo la protezione rispetto alla sintomatologia acuta di una malattia, ma che forse soprattutto riguarda la protezione nei confronti delle conseguenze a medio e lungo termine.
Ci sono tante persone, ecco, magari in Friuli Venezia Giulia c'è ancora un po' di resistenza, che ogni anno si vaccinano per l'influenza. Ecco, è immaginabile che qualcosa del genere possa succedere anche per il Covid, ovvero che in autunno ci si vaccini ogni anno anche per quello? Ovviamente in questo momento non ho la sfera di cristallo per dirlo, se però guardiamo all'evoluzione che storicamente le epidemie hanno, ci possiamo aspettare che un'epidemia abbia una fase acuta che generalmente dura da 1 a 3 anni, come ha fatto anche la spagnola nel 1918, che il virus tende ad adattarsi alla popolazione, cioè a dire il virus tende abbastanza naturalmente a diventare un po' più contagioso ma sempre meno pericoloso, proprio perché si selezionano dei ceppi che possono diffondersi più facilmente, ed è chiaro che se un virus uccide troppo rapidamente il portatore è svantaggiato rispetto alla possibilità di continuare a diffondersi, e che anche il sistema immunitario, anche il nostro organismo si adatti un po' meglio alle caratteristiche del virus. Quindi è possibile immaginare che così come ogni autunno facciamo la vaccinazione per l'influenza, si raccomanda la vaccinazione anche rispetto ad altri patogeni stagionali, si faccia anche la vaccinazione per il Covid. Ed è un po' come si fa con l'influenza: si decide la tipologia di vaccino, le caratteristiche del vaccino anno per anno a seconda di qual è la variante prevalente quell'anno. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, qui a Udine com'è la situazione? Che evoluzione notate? Ma diciamo che adesso abbiamo raggiunto un plateau e siamo con i posti letto, diciamo, quasi tutti pieni, e negli ultimi giorni non c'è stato un incremento come nelle settimane precedenti. Però non faccio previsioni perché ha smentito tutti questo virus. Per quanto riguarda le terapie intensive? Sì, anche la terapia intensiva è stata piena, adesso alcuni malati riescono a uscire, quindi la situazione è fluida. Speriamo che con l'impegno attuale si riesca a affrontare il problema, perché, ripeto, se abbiamo bisogno di altri posti letto dovremmo necessariamente chiudere altri servizi. Su questo ci deve essere chiarezza, perché le persone purtroppo che si infettano sono tante, quindi c'è necessità di accudirle in modo adeguato, quindi bisogna chiudere altri servizi. Si è fatta una riflessione oggi sulla popolazione scolastica, sui bambini che abbiamo visto si infettano in una percentuale molto elevata senza grandi conseguenze sul fronte della salute, così ci è parso di capire, diventano però veicolo importantissimo di trasmissione del virus, in particolare nei confronti delle persone più fragili e di quelle non vaccinate. Ecco, cosa può dirci a tal proposito? Ma questo è vero, è per questo che bisogna vaccinare anche i bambini e i ragazzi. Che cosa si sente di dire alle famiglie e ai genitori? Ma che i dati sono rassicuranti rispetto all'infezione. Ho visto da poco un paziente che ha avuto la polio nel 1955 a 5 anni e ha la sindrome post-polio nel 2005. Quindi non è bene avere i virus, guardi. Anche a distanza di tempo si possono pagare le conseguenze? Certo, purtroppo sì, è così. Di nuovo insieme con Elettroshock. Questa mattina il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in occasione della conferenza stampa di fine anno, diversi i temi che sono stati affrontati, ovviamente alcune riflessioni hanno riguardato anche la pandemia. È stato fatto il punto sull'andamento della pandemia, ma anche della campagna vaccinale nel nostro paese, e poi si è accennato alle misure che il governo intende mettere in campo. Proprio domani ci sarà la riunione della cabina di regia ed è attesa la cosiddetta stretta di Natale, nuove misure per contrastare l'avanzata della pandemia. Il Premier ha accennato ad alcune delle misure alle quali si sta ragionando e poi un appello rivolto a tutti gli italiani perché si vaccinino. Sentiamo un estratto delle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Dunque, vorrei un po' dirvi qual è il mio atteggiamento rispetto a questa diffusione dell'epidemia.
Ho detto più volte che dobbiamo difendere la normalità raggiunta, e la normalità raggiunta significa niente chiusure, significa una scuola in presenza, significa una socialità soddisfacente. Per farlo però dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili, ed è per questo che nella cabina di regia di domani si discuterà di questo. Di fronte alla, come dire, alta contagiosità di questa variante, che cosa si può fare per rallentarne la diffusione? Quindi, per esempio, l'utilizzo di mascherine anche all'aperto. A proposito, le mascherine oggi sono previste all'aperto nel caso di grandi assembramenti, ma non vengono utilizzate come basta che accendiate la televisione e guardiate una partita di calcio o altri esempi. Questa è una prima cosa. L'uso di mascherine di questo tipo, FFP2, quelle che avete, che vedo oggi voi, molti di voi hanno oggi, in particolare in certi ambienti chiusi. Non è escluso l'applicazione del tampone, perché abbiamo c'è un periodo tra come dire, nel Green Pass c'è un periodo in cui la protezione delle prime 2 dosi decresce rapidamente e la terza dose non è stata ancora fatta. In quel periodo può essere utile fare dei tamponi per vedere se uno o una è positivo. In questo modo sono tutti sistemi per poter come dire, cercare di rallentare la diffusione del virus. Quindi domani questo è l'argomento di decisione. Però voglio anche dire un'ultima cosa. Io ho detto, voglio difendere la normalità, bisogna prendere tutte le precauzioni, ma sappiate, ogni decisione qui è guidata dai dati, non dalla politica, come si dice in giro, solo dai dati. Buongiorno Presidente, mi aggancio a questa sua ultima dichiarazione. Lei nella conferenza stampa del 22 luglio scorso aveva dichiarato che il Green Pass dà la garanzia di trovarsi fra persone non contagiose, un'affermazione che poi è stata smentita dai fatti, che già allora in realtà presentava delle criticità, perché la Pfizer in un comunicato dell'8 luglio aveva annunciato la durata della copertura vaccinale per 5-6 mesi e lo ripetevano anche le autorità israeliane e quelle inglesi pronte alla campagna per la terza dose sin da agosto. Non pensa che la narrazione e la comunicazione del governo, incentrate quasi esclusivamente sul Green Pass e poi sul Super Green Pass, siano state superate dai fatti, negate dall'evidenza, con la conseguenza di una partenza in ritardo sulle terze dosi, soprattutto per la fascia over 60? Grazie. Grazie. No, non ritengo questo. La comunicazione sul Green Pass e sul Super Green Pass ha fatto stato di quelle che erano le conoscenze a quel momento. Quindi sulla base di questo quell'affermazione è giusta. È chiaro che non si è mai voluto dire che il Green Pass garantiva l'immunità dopo la sua scadenza o dopo la scadenza dell'azione della seconda dose. Quello che si è scoperto man mano è che la seconda dose, l'efficacia delle seconde dosi declina più rapidamente di quanto si pensasse all'inizio e per certi tipi di vaccino declina ancora più rapidamente. Questo quindi porterà domani a discutere sicuramente se ridurre la durata del Green Pass. Il punto è che nell'attesa di fare la terza dose bisogna fare i tamponi, ma io credo che invece la comunicazione sul Green Pass e sul Super Green Pass sia stata una comunicazione appropriata. È diventato un po', forse enfaticamente, uno strumento di libertà. Grazie. Parlare di vaccinazioni significa oggi parlare anche di vaccinazioni ai bambini. Fino a poco tempo fa questa possibilità era limitata ai ragazzini dai 12 anni in su, adesso si parte dai 5 anni. Negli ultimi 7 giorni la campagna è partita anche in Friuli Venezia Giulia, prima le prenotazioni, poi le
le prime inoculazioni. I primissimi bambini sono stati quelli accolti al Burlo di Trieste, poi 3 giornate di vaccinazioni a Trieste, a Udine e Pordenone. Sono state 3.000 le prime prenotazioni a fronte di una platea interessata in Friuli Venezia Giulia di 68.000 bambini. Una partenza tiepida, cauta, questo era peraltro anche quello che si attendeva l'amministrazione regionale. Di Covid nella popolazione scolastica abbiamo parlato oggi sia con il vicepresidente della regione che con i medici, gli esperti, proprio per cercare di capire che cosa sta succedendo. Peraltro sono arrivati proprio oggi alcuni dati che ci dicono che la percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia. Sono tutti bambini non vaccinati, tra i piccoli pazienti la metà ha genitori che non si sono vaccinati. Questo emerge dal report degli ospedali Sentinella di Fiaso. La rilevazione che è stata effettuata ieri 21 dicembre ha riguardato in tutto 21 strutture sanitarie ospedaliere, 4 ospedali pediatrici, e allora proprio su questo abbiamo incentrato la nostra attenzione. Si sta parlando in questi giorni anche di una stretta sulla scuola, di un prolungamento delle vacanze di Natale passato così. Lei come la vede questa ipotesi? Ma intanto quando parliamo di scuole secondo me sbagliamo, noi dobbiamo parlare di popolazione scolastica. Allora, o noi teniamo i nostri ragazzi chiusi in casa, perché se vanno a scuola, ma se non vanno a scuola e vanno in giro lo stesso, è chiaro che il problema della circolazione dell'infezione resta tale. È evidente che la scuola in luogo chiuso determina ovviamente la catena di trasmissione, quindi l'elemento del tracciamento e l'inevitabile disagio e qualche protesta, ma stiamo vivendo un'emergenza sanitaria. Io sono per gli spazi di normalità più alti possibili, fermo restando che questi hanno un costo, quindi poi non dobbiamo lamentarci se ci tocca di fare qualche giorno di quarantena perché abbiamo avuto a che fare con un contatto stretto. Sappiamo che viviamo in una condizione dove c'è un virus e con questo bisogna avere la pazienza e la responsabilità di governare le conseguenze che non sono di totale normalità. È stata fatta una riflessione anche sulle imminenti festività, feste di Capodanno, in piazza, non in piazza, cene aziendali. Ecco, che appello si sente di fare a tal proposito? Ma io penso che le persone debbano conquistarsi gli spazi di normalità sostenibile, quindi non credo alle persone chiuse in casa, però credo alle regole che ci diamo, quindi al netto dell'adesione alla campagna vaccinale che è la premessa. Poi dobbiamo cercare di tenere le distanze, dobbiamo usare le mascherine, dobbiamo evitare di andare nei luoghi dove ci sta uno vicino all'altro. Queste sono le regole che abbiamo conosciuto all'inizio, che per un certo periodo abbiamo rigorosamente rispettato. Poi con la data del tempo sono un po' venute meno, dobbiamo un po' riprendere questa cosa e dobbiamo riuscire a smaltire nel più breve tempo possibile la terza dose. Poi di quello che sarà in futuro io sono molto prudente, anche perché qualcuno oggi dovrebbe dirmi se poteva soltanto immaginare che avremmo dovuto mettere in campo di nuovo la macchina vaccinale per riuscire a fare la terza dose. Siamo alla vigilia di alcune decisioni importanti che prenderà il governo, si parla appunto di questa stretta di Natale o di dopo Natale. Secondo lei quali possono essere le misure efficaci e distinguere tra vaccinati e non vaccinati ulteriormente è l'unica possibilità? Beh, la distinzione vaccinato-non vaccinato mi sembra chiara e il governo l'ha assunta. Poi l'altra misura che io considero centrale è questa vicenda della riduzione della durata del Green Pass in coerenza con quella che viene ritenuta l'efficacia della durata delle prime 2 dosi di vaccino, quindi da 6 a 9. Il rispetto delle regole che tutti abbiamo conosciuto, insistere molto su questo controllo. Il tampone è una misura che ti dà una sicurezza nella misura in cui lo fai, non è detto che quando l'hai fatto alla fine tu hai la sicurezza di non aver contratto il virus, quindi non credo, anche perché credo che sia una cosa ingiusta nei confronti di coloro che hanno scelto di fare la campagna vaccinale e sia anche un modo per giustificare coloro che non lo vogliono fare.
proposito di tamponi, il sistema regionale sarebbe in grado di reggerne di più, di processarne di più rispetto a quello che sta facendo adesso, nell'ipotesi in cui si chieda appunto un tampone anche ai vaccinati per partecipare a eventi o quello che deciderà il governo? Io credo che questa sia una misura molto di grande tensione. Vi ricordo che noi siamo tra le regioni che fanno attività di sorveglianza, quindi tamponi più di tutti gli altri. E abbiamo sottoposto a pressione il sistema dentro la sanità pubblica, abbiamo sottoposto il sistema a pressione anche in particolare, e li voglio ringraziare, tutte le nostre farmacie che hanno lavorato nell'introduzione di questa misura in maniera estremamente importante. Un anno fa, in questo periodo, stava per partire la campagna vaccinale, si metteva in moto la macchina che poi abbiamo appunto visto in moto nell'ultimo anno. Com'è cambiata la situazione? Qual è stata l'evoluzione? Come l'avete vissuta voi, appunto, che siete sempre stati in prima linea? Beh, abbiamo imparato che non c'è una cosa certa. Abbiamo imparato che ogni giorno ci sono delle cose nuove che tu devi fare, devi cercare di capire quali sono le cose che possono accadere qualche giorno dopo. E abbiamo dimostrato, il sistema ha dimostrato una grande flessibilità, perché se non avesse avuto una flessibilità importante non avrebbe potuto riconvertire competenze professionali che nella vita facevano alcune cose e si sono messe a disposizione di questa straordinaria sfida che ci è arrivata sulla testa, che ha consentito in oltre 10 mesi di fare 2 milioni di dosi, di vaccinare 950.000 persone e io mi auguro di raggiungere il traguardo di 400.000 dosi somministrate nel mese di dicembre. Questo è l'altro sforzo importante, perché voi comprendete che fare 2 milioni di dosi in 10 mesi è una cosa diversa che fare 400.000 dosi al mese. Siamo in una fase delicata che è quella delle festività natalizie, c'è ovviamente voglia di tornare alla normalità, in particolare da parte di chi si è vaccinato, però appunto è opportuno sempre il rispetto delle regole, mantenere quelle attenzioni che ci consentano sì di tornare alla normalità ma senza abbassare la guardia. Ma guardi, l'Italia ha mantenuto le regole nonostante le vaccinazioni rispetto ad altri paesi e questo ci ha permesso di avere qualche settimana di vantaggio rispetto ad altri. Penso che queste norme vadano perseguite e vadano rispettate perché sono per la tutela della salute dei cittadini. Come dicevamo, anche in Friuli Venezia Giulia sono partite le somministrazioni del vaccino anti-Covid anche tra i bambini dai 5 agli 11 anni. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni genitori tra Udine e Pordenone. Andiamo a sentirle. Per le vaccinazioni pediatriche negli spazi esterni dell'ente Fiera di Martignacco sono a disposizione dei più piccoli anche gli animali di fattorie sociali che da anni collaborano con ASUFC in progetti di pet therapy. Abbiamo creato delle novità per un hub vaccinale sia all'interno che all'esterno e quindi all'esterno li abbiamo accolti con questa fattoria didattica. Abbiamo poi anche lavorato all'interno del hub in cui l'associazione Bambini in Ospedale, l'Abio, ci sta creando queste condizioni favorevoli. Noi diamo la medaglia del coraggio e dopo gli diamo un regalo, perciò loro si sentono importanti. Se c'è qualche bambino che ha qualche problema li accompagniamo, gli diamo magari un giochino prima, un palloncino anche sempre per distrarli, poi loro qui hanno un po' di attesa, 10 minuti, possono approfittare per giocare, per fortuna qualche bambino non voleva più andare via, perciò l'esperienza direi che è stata più che positiva. Per l'inoculazione agli under 12 è stata superata la quota di 3.000 prenotazioni. Oggi c'erano 230 bambini e soprattutto anche bambini in collaborazione poi anche con quelli del Burlo. Stiamo ampliando anche appunto questo padiglione dedicato a loro e quindi sicuramente apriremo a breve anche altri giorni. Per bambini dai 5 agli 11 e dai 12 in poi, chi compie gli anni prima dei 12 anni può fare la dose dai 5 agli 11 e farà richiamo sempre? Stiamo sempre utilizzando la dose pediatrica che è pari a 1/3 di quella dell'adulto. Lei consiglierebbe a chi ha un bambino più piccolo di 12 anni di fare quella dose? Assolutamente sì. Un bambino che ha avuto il Covid, quanto tempo può fare il vaccino? Dopo i 3 mesi e possibilmente dai 3 ai 6 mesi e comunque entro l'anno dalla positività sarebbe raccomandabile facesse almeno una dose di vaccino. Una mamma che ha deciso di vaccinare il proprio figlio, perché questa scelta?
Beh, intanto per un senso civico e comunque anche perché insomma è al momento l'unica soluzione per uscirne. Come ha convinto o ha dovuto convincere suo figlio oppure no? Come gliel'ha detto? No, convincerlo no, anche perché comunque ha visto già che la vaccinazione che ho fatto io, la vaccinazione l'ha fatta la sorella, quindi era una cosa naturale, sì, assolutamente. È l'unica scelta possibile in questo momento qua, una scelta consapevole, in famiglia siamo tutti vaccinati ed è giusto che adesso c'è la possibilità per i bambini e quindi è giusto che anche loro siano vaccinati. Lei ha un altro figlio più piccolo, pensa di vaccinarlo o aspetta ancora un po'? No, lo vaccineremo appena sarà possibile, adesso ha meno di 5 anni, quindi non è ancora prevista per loro la vaccinazione, ma appena lo sarà previsto faremo anche per il bimbo piccolo. Era giusto farlo, insomma, dà una protezione che è superiore al 90%, quindi permette di creare una bella barriera, no? Più si vaccinano meglio è. Bisogna pensare soprattutto agli altri, a queste persone fragili che magari vorrebbero vaccinarsi ma purtroppo non ne hanno la possibilità. Dobbiamo ricordarci che le malattie per cui si moriva tempo fa sono state debellate grazie ai vaccini e ci sono ancora parti del mondo per cui per le stesse malattie ci sono bambini e adulti che ancora muoiono. Io crederò sempre nella scienza. Un momento fondamentale per la salute da vivere senza ansie per genitori e bambini. Sono partite oggi le prime 80 vaccinazioni per i bimbi dai 5 agli 11 anni a Pordenone effettuate alla Cittadella della Salute. Abbiamo visto che c'è stata un'adesione molto importante da parte sia dei bambini che arrivano molto entusiasti nel fare la vaccinazione, anzi uno mi ha detto che lo fa proprio per proteggere le persone fragili e le persone che non possono vaccinarsi, quindi i bambini si dimostrano avere un senso civico molto importante, molto grande e abbiamo fatto uno spazio proprio dedicato solo per loro per, diciamo così, alleggerire un po' le tempistiche e il momento che comunque è importante per questi bimbi. A rendere più divertente il momento anche i clown di corsia. Cerchiamo di fare quello che si può. Noi siamo clown volontari di corsia. Andavamo prima nell'ospedale, prima della pandemia, sia in pediatria che con gli adulti. Stiamo riprendendo adesso, come vede, la nostra attività per cercare di tenere su il morale dei giovani vaccinandi. I più piccoli sono apparsi sereni e i genitori hanno apprezzato. Credo che sia il regalo di Natale più bello che una mamma possa fare a una figlia in questo momento. Era emozionata e l'ha vissuta bene, sa che anche lei è consapevole che era la scelta migliore da fare. Eccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare di Covid, di variante Omicron e lo facciamo entrando proprio fisicamente nel Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Questa mattina si sono aperte le porte della struttura per dare la possibilità anche alle nostre telecamere di verificare che cosa accade all'interno di questo laboratorio. Si lavora incessantemente 7 giorni su 7 al sequenziamento. In questi laboratori ogni giorno vengono processati circa 5.000 tamponi e tutti quelli che risultano positivi vengono appunto sottoposti al sequenziamento del genoma. Perché questa attività è così importante? Lo spiega bene il direttore del Dipartimento, il professor Francesco Curcio, che questa mattina appunto ha illustrato l'attività che si svolge in questo laboratorio alla presenza anche del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. E allora andiamo a vedere come si lavora, con quali obiettivi, con quali risultati all'interno di questo Dipartimento. Professor Curcio, si aprono per le telecamere le porte di questi laboratori dove l'attività continua incessantemente e quotidianamente. Che cosa succede all'interno di questi laboratori? Beh, all'interno dei laboratori si generano informazioni. Un po' dicevo, ogni tanto uso questo paragone, il laboratorio è un po' come i servizi segreti, no? Quindi il laboratorio è quello che si occupa di raccogliere le informazioni dietro le linee, oltre le linee e fornire informazioni poi a chi deve sul campo, deve gestire la battaglia. Questo è quello che facciamo noi.
Lo facciamo nel Covid, lo facciamo nei tumori, lo facciamo nelle malattie ereditarie, lo facciamo nelle malattie quindi genetiche, lo facciamo nelle malattie rare, lo facciamo nelle malattie cardiologiche. In infettivologia non lo facciamo solo col Covid, in infettivologia lo facciamo anche con il virus respiratorio sinciziale, lo facciamo con l'influenza, lo facciamo con le candide, lo facciamo con molti altri patogeni. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che nel mondo dell'infettivologia abbiamo dei problemi molto gravi in Italia, come quello della resistenza multipla agli antibiotici, che è un tema assolutamente rilevante e che mette sotto tensione tutto il nostro sistema sanitario. E anche per quello naturalmente è importante effettuare delle diagnostiche anche sofisticate per identificare il più rapidamente possibile non solo il germe che sta infettando la persona, ma anche definire qual è la possibilità terapeutica che abbiamo nei confronti di quella malattia. Quindi il paziente può essere garantito da un approccio interdisciplinare e multidisciplinare, perché il paziente viene inquadrato non soltanto dal punto di vista dell'infettivologia, nel caso del Covid per esempio, per cui viene inquadrato anche dal punto di vista della risposta immunitaria, della risposta infiammatoria, della gravità delle complicanze, perché non solo noi abbiamo il dovere di stabilire chi è contagiato e chi no, ma poi abbiamo il dovere di stabilire chi è più grave, chi ha bisogno di cure di un certo tipo, chi invece può essere immediatamente dimesso e può tornare a casa il più rapidamente possibile. E questo si può fare utilizzando metodi diagnostici che consentono di studiare la risposta immunitaria, sia quella anticorpale ma non solo, anche quella cellulomediata, che consentono di studiare la capacità degli anticorpi del plasma del paziente di inibire l'infettività del virus, e poi dobbiamo studiare la risposta infiammatoria. Noi sappiamo che i pazienti gravi sono quelli che sviluppano una risposta infiammatoria importante, e quindi dobbiamo misurare una serie di marcatori molecolari che ci dicono come si sta sviluppando la risposta infiammatoria in quel paziente e guidano il clinico nell'utilizzo dei farmaci. Dobbiamo dosare i farmaci perché non dobbiamo eccedere naturalmente la somministrazione del farmaco, e quindi l'impegno poi dei farmacologi che operano all'interno di questa struttura, e dobbiamo seguire le complicanze a medio-lungo termine, quindi poi l'impegno dei neurologi, dei cardiologi e di tutti gli altri professionisti che devono intervenire per poter curare al meglio il paziente. Ecco, abbiamo parlato dell'attività in generale che viene svolta in questi laboratori, adesso sono al centro dell'attenzione per il Covid, ma c'è tutta un'altra serie di attività che ovviamente vi vedono costantemente impegnati. Ecco, ma come ha inciso proprio sulla vostra attività l'arrivo di questa pandemia? Beh, ha inciso nel senso che ci ha indotto a gestire una fase di riorganizzazione. E per fortuna su un progetto regionale iniziato già qualche anno fa a Udine si era sviluppata un'organizzazione per piattaforma. Significa che tutte le tecnologie sono condivise da tutti i professionisti che operano nell'ambito della diagnostica su tutta la provincia. E questo ci ha consentito, nel momento in cui abbiamo iniziato a contrastare Covid, ci ha consentito di spostare risorse, dedicare più risorse laddove era più necessario, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tempo praticamente reale. Noi nel giro di 3 ore, in una riunione di un pomeriggio, abbiamo spostato risorse e tecnologie da aree meno cariche di lavoro ad aree dove invece il lavoro diventava sempre più diciamo importante. Abbiamo aumentato naturalmente anche il nostro livello di tecnologia, anche grazie agli investimenti fatti dalla Regione e dall'azienda, e quindi siamo passati da un'attività che vedeva coinvolto soltanto 2-3 tecnici di laboratorio, si facevano 100 diagnostiche molecolari più o meno alla settimana, e siamo arrivati a 5.000 tamponi al giorno, oltre i sequenziamenti, oltre l'identificazione delle varianti. Tenga presente che noi abbiamo collaborato anche in studi internazionali per la messa a punto di metodiche che consentono di definire l'infettività del paziente, perché la semplice presenza dell'acido nucleico virale non ci dice se quel paziente è contagioso oppure no.
Quindi noi abbiamo partecipato con diversi altri laboratori in Italia e all'estero alla messa a punto di una metodica che si chiama l'identificazione dei subgenomi del virus, che ci dicono se il virus è contagioso oppure no in quel paziente. Ci vuole spiegare come funziona il sequenziamento e perché questa attività è così importante? Beh, il sequenziamento viene effettuato con tecniche oggi di NGS ed è una tecnologia che noi abbiamo sviluppato in maniera ormai importante, non solo per il Covid. Noi eseguiamo sequenziamenti anche per le malattie genetiche oppure per le neoplasie. Il sequenziamento in NGS è una tecnica che è stata messa a punto ormai un po' di anni fa, che consente di sequenziare molto rapidamente larga parte del genoma. Quindi noi, oltre a sequenziare il virus, sequenziamo per esempio in soggetti con malattie ereditarie, sequenziamo quello che si chiama l'esoma clinico, cioè il sequenziamento della parte espressa di circa 500.000 geni del paziente. Abbiamo già iniziato a validare nella nostra struttura il sequenziamento dell'esoma completo, che significa sequenziare la parte espressa di 28.000 geni per paziente. E diciamo, questo laboratorio è in grado di fare questo tipo di attività in condizioni di accreditamento e di certificazione, che è un tema estremamente importante. Non basta dire io faccio sequenziamento, il sequenziamento deve essere fatto secondo degli standard internazionali di certificazione e di accreditamento che garantiscono il processo completo della gestione dell'esame. Quando si procede a sequenziamento, quando è che scatta un allarme, che verificate che c'è qualcosa che è bene segnalare perché appunto è un'informazione, come diceva all'inizio, preziosa? Noi sequenziamo tutti i positivi, quindi non facciamo una distinzione su quale sequenziare e quale no. Tutti i positivi vengono sequenziati, dopodiché se nel sequenziamento si evidenziano delle varianti, queste poi vengono segnalate naturalmente alla struttura di riferimento regionale, che poi trasmette l'informazione all'ISS. Quindi non scegliamo quali sequenziare, li facciamo tutti. L'intero laboratorio che di fatto ha la responsabilità di gestire tutti gli ospedali della provincia e tutta la popolazione della provincia, è considerato anche la microbiologia, la virologia, la genetica e così via, le anatomie patologiche. Lavorano circa 80 fra medici e laureati di area sanitaria e 110-115 unità di personale tecnico. Però è un laboratorio che opera su tutte le strutture su 24 ore, 7 giorni su 7. Lo scorso anno ha prodotto un tariffato di circa 103-104 milioni di euro e costa molto. Ancora insieme con Elettroshock, Omicron, la variante di Natale, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Abbiamo fatto il punto sull'evoluzione della pandemia nella nostra regione, siamo entrati poi anche nel laboratorio dove quotidianamente a Udine si lavora al sequenziamento del genoma del Covid. Proseguiamo ora parlando di aspetti legati alla pandemia, anche se non strettamente sanitari. Una questione che ha tenuto banco in questo periodo riguarda le nuove categorie per le quali è stato previsto l'obbligo vaccinale. Domani conosceremo le decisioni del governo sulla possibilità che questo obbligo venga ulteriormente esteso, vedremo eventualmente per quali categorie. Tra le categorie per le quali è entrato in vigore l'obbligo a partire dal 15 dicembre c'è quella del personale della scuola. C'è una percentuale di insegnanti che non si è vaccinata, non l'ha ancora fatto. Abbiamo cercato di capire come stanno andando le cose nella nostra regione. C'è il tema delle sospensioni, anche se come sentirete nel prossimo contributo i conti si faranno effettivamente dopo le festività, anche in considerazione del fatto che parte del personale non vaccinato ha deciso poi di mettersi in regola. Vediamo il servizio.
Per ora nessun dramma a scuola a causa del personale non vaccinato. I primi dati forniti dai dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza dei 5 giorni prevista per produrre la documentazione per mettersi in regola, sono bassi. La conferma arriva anche dall'Associazione Nazionale Presidi Regionale guidata da Teresa Tassanviol, che fotografa una situazione di irregolarità con 1 o 2 decreti di sospensione per istituto. In altre situazioni è stata presentata la prenotazione al vaccino per gennaio. Tuttavia i veri numeri potranno emergere solo dopo le vacanze di Natale, visto che chi non vuole ricorrere al vaccino in questo periodo sta approfittando di ferie, aspettativa o è in malattia. In questo caso il Ministero dell'Istruzione ha diramato una nota chiedendo ai presidi di inviare anche a queste persone l'invito a regolarizzarsi, ma per Tassanviol il rischio è che si incorra in poca sensibilità nei confronti di persone realmente ammalate. La numero 1 dei presidi friulani si augura che la quota di vaccinati aumenti nel periodo natalizio, anche come atto di responsabilità di chi ha scelto di insegnare come professione. Resta comunque forte il problema del reperimento dei supplenti per sostituire chi sarà sospeso. La carenza dei docenti riguarda in particolare scuole dell'infanzia, primarie e medie. Abbiamo parlato nel corso di questa puntata della variante Omicron, gli aspetti sanitari ovviamente, uno sguardo anche alle possibili misure che saranno messe in atto per contrastare anche questa variante del Covid. In questo finale di trasmissione ci occupiamo di un altro settore che sta risentendo e pesantemente di questa situazione, che è il settore dei viaggi. Allora ci ha raggiunto in studio, la ringraziamo per questo, Federica Di Minin dell'agenzia T85. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dal generale. Come sta andando la situazione? Che cosa percepite? In queste settimane ovviamente le persone, i clienti stanno percependo la difficoltà e quindi anche noi che siamo il primo settore ad essere stato ovviamente colpito da questo, abbiamo avuto un enorme calo o un blocco diciamo nelle richieste, perché eravamo partiti molto bene a settembre, avevamo e abbiamo tuttora tantissime partenze sul Capodanno, però per le partenze di gennaio, che è un altro nostro periodo molto fiorente perché si parla di lungo raggio, quindi Maldive, Mauritius, Seychelles, abbiamo notato in questi giorni un calo incredibile dovuto ovviamente a tutta la situazione. C'è stata una misura, un'ordinanza del Ministro Speranza che ha previsto per chi rientra in Italia tamponi obbligatori. Ecco, questo ha inciso ulteriormente o era già diciamo, il clima comunque non favorevole alle partenze? A questo erano già abituati, abbiamo avuto difficoltà per quelli che raggiungevano l'Europa, quindi per le persone che avevano fatto o dei weekend in Spagna piuttosto che in Olanda o comunque erano via anche per lavoro, e abbiamo dovuto nel giro di 3 giorni riorganizzare, rivedere chi era via o chi era in procinto di partire e avvisarli che chiaramente era entrata in vigore anche per i vaccinati l'obbligo del tampone 24 ore prima per il rientro in Italia, onde evitare i 5 giorni di quarantena per chi non lo facesse. Gli altri clienti chiaramente sono clienti di lungo raggio e quindi già diretti verso i corridoi turistici che ci hanno autorizzato a vendere queste 6 destinazioni, e in questo corridoio turistico erano già obbligati a fare il tampone prima di partire, tampone anche in vacanza prima di rientrare e il tampone all'arrivo in Italia, quindi quei clienti lì sono già stati ovviamente abituati al discorso tampone, mentre tutto il resto, chi pensava che andando a un weekend o comunque a un capodanno in Europa avesse più facilità con il vaccino, anche lì abbiamo avuto ovviamente dei problemi. Allora, c'era chi insomma era pronto per partire, pronto per prenotare. A fronte di questa situazione ci sta pensando bene o ha già fatto un passo indietro, insomma? Sta, secondo me, aspettando di valutare come sarà la situazione, anche se abbiamo tantissimi clienti quelli che normalmente hanno le attività e quindi chiudono le attività con i primi dell'anno e stanno aspettando di vedere la situazione, se migliorerà o se comunque prenotare nelle prossime settimane.
anche perché in molti insomma attendevano questo periodo di pausa per riprendersi, per rilassarsi, per viaggiare. Appunto il fatto di essersi vaccinati aveva dato un po' di entusiasmo, no? Quindi voglia di viaggiare c'è sempre stata. Quella anche di più del pre-Covid, perché abbiamo tutti bisogno di riprendere un po' il tempo lento, che è una cosa della vacanza, o comunque sentire nuovamente la spensieratezza, però partire con queste nuove normative chiaramente anche il viaggiatore più preparato inizia ad essere un po' titubante. Poi ci sono anche state quelle situazioni particolari, pensiamo alla vicina Austria, le misure che sono state introdotte in Austria, non solo in Austria, anche in Olanda, per cui un quadro che cambia in continuazione all'ultimo momento e fa impazzire gli agenti di viaggio, perché anche noi ogni giorno, mentre una volta ovviamente ci collegavamo sui vari siti per verificare le disponibilità, adesso prima verifichiamo le normative che sia il nostro paese verso il paese di destinazione sia del paese di destinazione verso gli italiani, perché non è detto che ci sia un blocco da entrambe le parti, quindi tante volte il paese di destinazione accetterebbe gli italiani ma noi non ci possiamo andare. Ecco, poi che cosa succede? Pensiamo per esempio a chi prenota un volo aereo, lo prenota magari con un certo anticipo, con determinate regole, magari arriva in aeroporto senza essersi informato il giorno prima di particolari evoluzioni. Abbiamo visto insomma in questo periodo negli aeroporti anche situazioni di tensione di persone che magari arrivate anche all'ultimo in aeroporto rimangono bloccate. Rimangono bloccate, questo è successo? Sì, assolutamente, è successo anche in questi giorni, non a me in particolar modo, ma ad alcuni colleghi che appunto avevano degli arrivi qua in Italia, magari dall'estero, quindi dal Portogallo piuttosto che dalla Spagna, e si sono ritrovati gli albergatori a dover cancellare gli arrivi perché chiaramente c'era stata questa nuova ordinanza. Questo è anche un periodo, o era, diciamo così, un periodo di crociere, di viaggi, no? Al caldo. Adesso crociere ne abbiamo e stanno ovviamente puntando sul Medio Oriente, che attualmente grazie all'Expo di Dubai e grazie anche ad una nuova destinazione che è l'Arabia Saudita continuano ad essere comunque prenotate, anche perché hanno un protocollo di sicurezza a sé. Però mancano le crociere, quelle dei Caraibi, che erano il nostro punto di forza, quindi le varie 7 isole in 7 giorni, quelle sono state chiaramente bloccate appunto per questo discorso. Poi ci sono tutte le persone che viaggiano per motivi di lavoro, no? Ecco, per loro questo periodo anche per loro non è facilissimo, perché chiaramente i clienti hanno necessità di avere, quindi l'azienda estera ha necessità di avere il nostro, o comunque il nostro viaggiatore, e tante volte non è facile neanche per loro, quindi anche lì considerano molte volte le 120 ore, per cui non è poi necessario ritornare e rifare tutta la quarantena, quindi stanno a calcolare gli arrivi piuttosto che la ripartenza, quindi il calcolo delle ore effettive a destinazione, quindi anche lì è tuttora abbastanza complicato da far combaciare tutto. Era un lavoro piacevole e spensierato, è diventato un lavoro di regole e quindi in continua evoluzione purtroppo, e anche per noi è diventato difficile, viene anche paura qualche volta a dire ho dimenticato qualcosa, ricontrolliamo, quindi davvero fino all'ultimo minuto verificare e anche quello, di essere in regola. Anche quando è partito non vale lo stesso, bisogna vedere anche se al ritorno valgono le stesse regole. Nel frattempo è cambiato qualcosa e abbiamo visto insomma che questo è purtroppo successo. Insomma, per chiudere anche con una nota positiva, rimane comunque la voglia di viaggiare, di fatto quella siamo sempre. Tutti lì che fremiamo e non vediamo l'ora. Abbiamo l'Italia, che è vero, è inverno, però anche l'Italia ha dei posti meravigliosi e consiglio a tutti ovviamente di approfittare di questo periodo invernale anche per conoscere, a parte la montagna, le terme, perché ritemprano e quindi in questo momento ci daranno sicuramente il relax di cui abbiamo bisogno, più tutte ovviamente le nostre splendide città o le nostre isole. Quindi insomma questo turismo di prossimità che fortunatamente in Italia insomma non è una seconda scelta. C'è sempre, abbiamo visto che è stata quella che è stata la protagonista anche dell'estate scorsa e devo dire che finalmente c'è più di qualcuno che magari era abituato a fare solo estero e ha rivalutato l'Italia, quindi almeno di quello ne siamo contenti.
Grazie allora a Federica Di Minin per averci raccontato insomma che cosa succede anche nel mondo delle agenzie di viaggio. Federica Di Minin dell'agenzia T85, insomma speriamo di rivederci presto per raccontare suggerimenti su dove andare in tranquillità. Positivi per il nuovo anno, per il 2022 sicuramente. Grazie mille, grazie a voi. Noi ci fermiamo qui questa sera, grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Fabbro Serramenti.